Doveva essere il parco di Villa Marchiorello a Rosà il luogo deputato all'ultimo saluto a Michele Merlo, ragazzo rosatese scomparso a causa di un'emorragia cerebrale che lo ha strappato prematuramente alla vita. La cerimonia funebre si svolgerà come preannunciato venerdì 18 giugno alle 5 del pomeriggio, ma allo stadio comunale Tony Zen di Rosà. Un cambiamento di rotta per ragioni di viabilità stradale e ferroviaria, oltre che di sicurezza, dopo le verifiche di questa mattina da parte del sindaco Paolo Bordignon, il vicequestore Elena Peruffo, assieme agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Bassano del Grappa, della locale stazione dei carabinieri e della polizia municipale. Una camera ardente sarà allestita per la giornata di domani, mercoledì 16 giugno, dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio al Pantheon della Certosa di Bologna. Alla camera ardente al funerale è previsto l'afflusso di moltissime persone che amavano Michele e che lo porteranno nel cuore per sempre.